Buonasera e bentornati a Dai Reporter Sera. Questa sera un tema veneziano, un tema veneto, ma possiamo dire anche un tema nazionale, una grande opera che ha fatto parlare di sé per l'eccellenza che speriamo e ci auguriamo tecnicamente possa essere, ma diciamo che nel 2014 è stato sinonimo anche di corruzione ai più alti livelli, coinvolgendo la politica, coinvolgendo le istituzioni, l'ordine pubblico e l'impresa, appunto dicevamo, ai vertici più importanti. Questa sera cercheremo di fare un po' un'analisi su quello che è stata un'indagine, un'inchiesta, dei procedimenti, delle sentenze, che ormai sono, diciamo, grosso modo al termine, ma vedremo anche questa grande opera potrà funzionare, riuscirà a salvare Venezia dall'acqua. Stiamo parlando del Mose. Con noi questa sera vediamo gli ospiti. Caro Nordio in attesa, sta arrivando e ci raggiungerà a brevissimo, procuratore aggiunto di Venezia. Poi con noi Ermanno Casen, il nostro direttore responsabile. Buonasera, direttore. Con noi Gianluca Amadori, presidente dell'Ordine giornalisti ed autore di un libro che vuole fare un po' il punto di questa indagine, dei valori anche di questa indagine e il significato che deve averne. Buonasera, presidente. Buonasera. Con noi Luigi Dalpaus, il professor Dalpaus, ingegnere idraulico, fautore dell'idrovia Padova-Venezia, ma appunto esperto e speriamo ci possa dar luce anche e spiegare le dinamiche della laguna, l'importanza di un'idrovia collegata ovviamente a quest'opera Mose, alle bocche di porto e a tutto quello che ne consegue. Buonasera professore. Buonasera. Con noi Felice Casson, senatore della Repubblica. Buonasera senatore. Buonasera. Ben arrivato proprio da Roma oggi alla luce di un voto importante che era quello di ieri sera in Senato, ieri pomeriggio in Senato, dove appunto si parlava di corruzione per creare nuovi strumenti per combattere la corruzione. Certo, buonasera. Buonasera. Con noi anche l'ingegner Vincenzo Di Tella. Buonasera, ingegnere buonasera. Che ha proposto all'epoca un'alternativa al sistema Mose, un'alternativa che costava molto meno. Questa sera ce la racconterà, ma più volte l'abbiamo vista attraverso i media raccontare quella che poteva essere un'alternativa peraltro molto cercata, inseguita, se possiamo dirlo, da Cacciari, l'allora sindaco, perché la riteneva un'alternativa migliore secondo punti di vista molto specifici e tecnici. Poi ci racconterà il motivo e ci spiegherà anche lei tecnicamente può o non può funzionare questo sistema Mose che un po' tutto il Veneto sta attendendo. Buonasera anche ad Alberto Vitucci, giornalista La Nuova di Venezia. Buonasera. Possiamo dire anche un veneziano, per cui un po' sulla pelle diciamo, ha vissuto anche tutta l'indagine, ma da professionista e da giornalista ha seguito quindi l'inchiesta. Buonasera. Ringrazio, prima di iniziare vorrei fare un ringraziamento perché la nostra redazione si è appoggiata alla Guardia di Finanza, ha chiesto aiuto alla Guardia di Finanza per capire il percorso diciamo, che è stato fatto, l'indagine che è stata fatta, che è un'indagine molto complessa, non volendo sbagliare, invece volendo comprendere. Abbiamo chiesto supporto e il supporto ci è stato dato, quindi grazie indubbiamente da parte della redazione di TV7. Avremmo voluto molti studenti oggi in studio, purtroppo le vacanze hanno remato contro perché sono tutti in vacanza, ma ci auguriamo che ci possano essere altre occasioni per parlare appunto di un sistema Mose dal punto di vista tecnico, ma anche il sistema di corruzione tangenti che appunto ha dilaniato il nostro territorio. Io comincerei col presidente Amadori, buonasera, autore di questo libro. Perché l'esigenza di fare un libro, di scrivere un libro oggi sul sistema Mose? Beh, era l'esigenza di sintetizzare, noi abbiamo scritto per mesi, ma nei giornali resta per poco tempo e poi ci si dimentica, era un po' l'esigenza di far restare qualcosa di questa indagine che ha lasciato un segno molto profondo. Non siamo davanti ad episodi singoli di corruzione, la stessa Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un sistema che andava avanti, è andato avanti per una decina d'anni, forse anche di più, che aveva diciamo, avviluppato tutto il sistema politico amministrativo veneziano, un sistema che funzionava attraverso la creazione di fondi neri e attraverso la creazione di fondi neri è riuscita a realizzare tutto quel denaro, quella provvista che poi è servita per pagare amministratori, per pagare chi doveva controllare, per pagare tutta una serie di persone che dovevano spiare e cercare di mettere i bastoni tra le ruote agli investigatori.
Un sistema che però funzionava anche, come dire, elargendo denaro non in maniera illecita, parliamo di sponsorizzazioni, parliamo di consulenze che magari servivano a poco, tutto un sistema attorno a questi lavori per cercare di fare in modo che non ci fossero oppositori, che un po' tutti fossero favorevoli a questa opera. In parte ci sono riusciti perché per anni insomma, sono state più le voci favorevoli che quelle contrarie, in realtà polemiche e contestazioni ce ne sono state, ma diciamo questo è stato il sistema e solo ora ne abbiamo scoperto com'era capillare diciamo, questo sistema corruttivo. Per anni diciamo, non si riusciva in qualche modo a venire a capo di questa organizzazione che promuoveva il MOSE e non si riusciva a capire fino in fondo perché. Oggi l'abbiamo scoperto come, perché avevano questo potere di condizionamento e perché sono riusciti ad andare avanti così tanto tempo. Diciamo che il libro cerca di raccontarlo, lo racconta con il rigore di atti giudiziari, con il rigore di cronisti giudiziari, l'abbiamo scritto in 3, altri 2 colleghi del Gazzettino, Maurizio Dianese e Monica Andolfatto, ma anche con uno stile che aiuta la lettura, che invita un po' a una lettura veloce. Certo, certo. Forse un messaggio che si rivolge prevalentemente ai giovani, anche affinché queste cose non debbano succedere più. Sì, perché dobbiamo imparare. Diciamo che il fronte giudiziario è uno, è quello finale, ma non credo che la corruzione si combatte e si possa sconfiggere con le inchieste giudiziarie. È da cambiare, come dire, una mentalità, cambiare un sistema. E da un lato credo che la parte legislativa normativa possa aiutare, ma credo che appunto bisogna ricominciare a lavorare sulle scuole, a lavorare sui modelli culturali, sui modelli sociali, no? Certo. Senatore, la politica può fare molto, deve dare gli strumenti economici sicuramente alle forze dell'ordine, non solo per poter lavorare, deve dare le leggi che possano essere applicate, leggi semplici ma efficaci perché si possano raggiungere i risultati. Abbiamo visto in questa inchiesta è stata coinvolta la Regione, il Comune, a tutti i livelli c'è stata veramente un'indagine importante che ha portato alla luce corruzione su tutti i fronti. Ma io distinguerei i piani di intervento, nel senso che è emerso in maniera palese, stando alle accuse e anche alle confessioni, che il livello regionale era fortemente compromesso con gravissimi delitti di corruzione e collegati, mentre l'allora sindaco di Venezia è stato coinvolto semplicemente, dico semplicemente perché penalmente reato è meno grave, da finanziamento del partito. Quindi è una questione anche di impostazione molto diversa. L'amministrazione comunale non è stata coinvolta da questo scandalo, certamente molto approfonditamente il livello regionale con l'ex ministro e governatore Galan, con l'assessore regionale Chisso e altre situazioni. Ma detto questo, credo che sia importante ricordare come tra ieri sera e questa mattina si siano svolti proprio in Senato della Repubblica per fatalità 2 fatti molto importanti di cronaca. Ieri sera abbiamo approvato il disegno di legge anticorruzione, che non è certamente la panacea o la soluzione di tutti i mali, è un primo passo positivo, si poteva fare certamente meglio, però è importante che ci sia stato questo segnale da parte della politica, anche se molto contrastato, perché ci abbiamo messo quasi 2 anni ad approvarlo. In secondo luogo, questa mattina ricordo che proprio in una vicenda collaterale a questa del MOSE, ma degli stessi investigatori e magistrati, è emersa la vicenda dell'ex ministro dell'ambiente Matteoli, per il quale il processo era stato sospeso in quanto ministro all'epoca dei fatti di corruzione contestati, e quindi era passata la sua posizione, come quella di Mazzacurati, Baita, in concorso all'esame del Senato per dare l'autorizzazione. L'autorizzazione doveva essere data perché questo fatto di corruzione avrebbe dovuto essere giustificato soltanto per alti interessi dello Stato, interessi costituzionalmente protetti, ma chiaramente un fatto di corruzione non può essere coperto da scuse di questo tipo. Quindi questa mattina lo stesso ex ministro Matteoli ha preso atto, e il Senato ha preso atto, e quindi è stata data l'autorizzazione alla magistratura di procedere anche contro di lui. Quali nuovi strumenti ha a questo punto la magistratura alla luce del voto di ieri? Ma non molti di più, devo dire, perché si sono aggravate le pene dei delitti di corruzione e concussione, si sono previsti degli interventi quali la confisca dei beni, il sequestro anche in caso, in certe situazioni, di patteggiamento. È stato reintrodotto il falso in bilancio in maniera sufficientemente adeguata, nel senso che
Qualche anno fa la ex legge Cirielli aveva abolito sostanzialmente nei fatti questo delitto, rendendolo praticamente impunibile, e invece adesso è stato reinserito nell'ordinamento con pene anche di un certo rilievo, per le società quotate in borsa fino a 8 anni e peraltro invece per quelle non quotate in borsa col limite di 5 anni di reclusione. Si poteva fare meglio anche da un punto di vista tecnico, però diciamo, è un primo passo positivo. La magistratura qualche sistema e strumento in più ce l'ha anche per il falso in bilancio, per poter fare anche delle investigazioni tramite intercettazioni per i casi delle società quotate. Certo. Nel frattempo ci ha raggiunto Carlo Nordio, buonasera, benvenuto, procuratore aggiunto di Venezia. Buonasera. Stiamo parlando del Mose, come lei ben sa, abbiamo cominciato a capire... E del falso in bilancio. Esattamente, anche il falso in bilancio e le novità, diciamo, apportate dal voto di ieri in Senato. In questo senso, un'indagine Mose, un'indagine che ha fatto chiarezza su un sistema di corruzione, un vero e proprio sistema. Ed è un'indagine che ha visto insieme lavorare la squadra di Venezia e la squadra di Padova, quindi la Guardia di Finanza lavorava sul lato della corruzione, dall'altro lato Padova invece si muoveva sugli aspetti fiscali partendo dalla Mantovani, che era una delle aziende coinvolte in questo caso. Quindi da Padova, se vogliamo, parte un'indagine tributaria normale, non si pensa di approdare a quello che è stato poi il Mose successivamente. E ci può raccontare un po' come è stato questo percorso, diciamo, nato su due fronti, che poi ha visto una vera e propria squadra lavorare in sinergia quotidianamente nelle difficoltà che poi immagino abbiate incontrato, scontrandovi contro quella che era un potere regionale e politico importante? Ovviamente, poiché il procedimento del Mose, benché abbia avuto ormai dei punti fermi attraverso i patteggiamenti accolti dal GIP di molti imputati importanti, forse potremmo dire dei più importanti, tranne uno, non è concluso, quindi io non posso più di tanto né commentare né tantomeno rivelare alcune fasi delle indagini che potrebbero magari essere, come si dice, suscettibili di altri sviluppi. In sostanza però è come ha detto lei, nel senso che le indagini sono partite dall'esame di flussi finanziari, di documentazione essenzialmente di ordine fiscale e andando avanti poi si è consolidata con l'acquisizione di altre prove, di altri diciamo, settori dove valeva la pena di indagare trovando dei riscontri. Questo ci porta peraltro alla conclusione che se si vuol fare un'indagine diciamo, che regga non solo in fase iniziale ma fino alla fine, al dibattimento o comunque nella fase della definizione dei riti alternativi come il patteggiamento, non ci si può limitare, come qualche volta è avvenuto, come purtroppo accade ancora, a queste tanto declamate intercettazioni. Queste indagini, tutte le indagini sulla corruzione, presuppone, se si vuole che reggano, a tutta una serie di indagini dei reati che stanno a monte della corruzione. Questi sono reati essenzialmente economici e societari. Il falso in bilancio, sul quale magari dopo parleremo ancora, è sicuramente un reato importante, però è un reato, a parte di difficilissima definizione, come si è visto. Basti pensare che dal 1942, quando è entrato in vigore il Codice Civile che prevedeva il falso in bilancio, il famoso articolo 2621, fino al 1992, quando è scoppiata Tangentopoli, quindi in 50 anni, sono stati fatti pochissimi processi per il reato di falso in bilancio e nessuno può dire che i bilanci fossero tutti corretti. Questo dipendeva da molte cose, anche da una certa insensibilità da parte delle procure, ma anche da molta impreparazione da parte, perché sono reati di difficilissima, ripeto, definizione. Invece i reati tributari, i reati finanziari, ecco, quelli invece sono più facili o comunque si possono trovare con meno difficoltà, però occorre tempo, occorre molta buona volontà, occorre impiego di forze importanti, come è avvenuto qui, lei ha citato giustamente la Guardia di Finanza sia di Padova che di Venezia, e non bisogna attendersi dei risultati immediati, bisogna cioè essere pazienti e alla fine però i conti tornano. Purtroppo in molte altre inchieste questo non è avvenuto e alla fine ci si trova con delle assoluzioni o con delle altre, diciamo, soluzioni che non sono soddisfacenti. Possiamo dire che i primi arresti del 2013, i 4 arresti del 28 febbraio 2013, quindi si parla ancora di un aspetto fiscale, siano serviti, se vogliamo, quindi persone non abituate al carcere, vediamo anche una donna in questo caso incarcerata,
abbia aiutato poi ad ottenere quelle confessioni che altrimenti con difficoltà si sarebbero potute ottenere? Questo è il vecchio problema, un po' dell'uovo della gallina, cioè si mette in carcere uno affinché parli, oppure si mette in carcere perché facendo parte di un sodalizio criminale ormai ben accertato può uscirne soltanto quando ha dimostrato di dissociarsi. Questo può sembrare una sorta di sofisma un po' ipocrita, certo. In realtà non è così. La Procura della Repubblica di Venezia non ha mai chiesto, e parla un procuratore aggiunto che spesso è stato accusato di essere anche troppo garantista, non ha mai chiesto catture per far parlare. Resta il fatto che quando ti trovi di fronte a una situazione di illegalità così diffusa, così estesa, così allarmante, così perniciosa anche per gli effetti economici oltre che etici della regione, alcuni provvedimenti sembrano, diciamo, conseguenzialmente logici, certo. Anche perché alcune persone continuavano a rivestire cariche importanti e non si poteva accettare che rimanessero lì. Va detto che tutti i nostri provvedimenti, tutti, sono stati avallati dal Tribunale della Libertà e dalla Corte di Cassazione. L'unica volta in cui il Tribunale della Libertà ha dato torto in parte alla Procura della Repubblica di Venezia, poi è accaduto che sia stato invece a sua volta smentito dalla Cassazione, che ha dato ragione a noi, che dimostra che non era un'inchiesta, come si dice molto forcaiola, fatta per imprigionare al fine che uno parlasse. Poi è chiaro che se una persona in prigione si rende conto che dissociandosi può anche ottenere la libertà, questo è un effetto secondario che però non può essere confuso certo. con la volontà persecutoria della Procura che incarcera al fine di far parlare. Assolutamente. In questo senso prima si diceva l'importanza di questa indagine per i giovani, che abbia un significato proprio nel mostrare quello che è giusto, quello che è sbagliato, un'etica che forse a volte oggi viene un po' dimenticata. Questo è un discorso più lungo, ma magari la domanda andrebbe fatta ad altre persone più autorevoli di me sotto questo profilo. Posso soltanto dire che ho dei forti dubbi però che l'etica possa essere, così dire, insegnata dalle inchieste giudiziarie. L'educazione civica nemmeno può essere insegnata nelle scuole, perché è dalla famiglia e soprattutto dall'esempio che deriva. Le belle parole servono molto a poco se poi in casa il genitore per primo ti insegna che fare il furbetto e violare le regole, anche le minime come quelle del mettere la macchina in sosta vietata o di non pagare la tassa che invece è dovuta, ecco, ti fa sentire più intelligente, cioè più furbo, io dico più cretino degli altri. In sostanza voglio dire che è l'esempio che serve come scuola di educazione civica ed è un esempio che deve venire nel momento in cui vi è l'attività, vi è il momento formativo della persona e quindi da piccolo. Un'educazione familiare che attraverso l'esempio insegni il rispetto delle regole, è dalle piccole regole che poi si impara a rispettare le grandi. Come gli inglesi dicono, prenditi cura dei penny che le sterline si prenderanno cura da sole, ecco io dico rispettate da piccoli, insegnate, date l'esempio di rispettare le regole minime e poi il rispetto delle regole più importanti verrà da sé. Certo. Vitucci, l'importanza anche della stampa in questo senso. Lei ha seguito l'indagine nel quotidiano, da veneziano e da professionista, giornalista appunto della Nuova. Sì, prima che l'indagine io ho seguito, come dire, la nascita, l'evolversi di questo progetto e vorrei dire una cosa, che secondo me il vero scandalo del Mose non sta tanto negli illeciti, no? Negli ultimi illeciti che comunque la magistratura, la Guardia di Finanza hanno avuto un grandissimo merito nel fare questo lavoro per scoprire appunto gli illeciti, ma sta nel lecito. E cioè la macchina, il sistema Mose è stato messo in piedi nel 1984 da una legge nazionale e ha dato la possibilità a un gruppo di imprese di agire in concessione unica, si dice, no? E che cosa significa la concessione unica? Significa che i soldi sono garantiti dallo Stato, che il progetto, i lavori, i controlli e anche i secondi controlli a volte li fa lo stesso soggetto. Quindi tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni e mi fa piacere che appunto adesso si cominci a parlarne di questa cosa, perché una volta quelli che ne parlavano poi magari gli ingegneri qui presenti lo spiegheranno perché l'hanno provato sulla loro pelle, non erano molto popolari, diciamo, no? Erano additati quasi come nemici di Venezia. Ma come, non volete salvare Venezia? Avete dei dubbi sul Mose? Non è possibile. C'era quasi un pensiero unico. Quindi, ripeto,
illecito, a me faceva ancora più paura dell'illecito che giustamente va colpito in modo penale. Chi viola le leggi deve pagare. Che cosa voglio dire? Che ad esempio lo stesso soggetto che appunto abbiamo detto immagina, progetta, realizza e controlla, aveva per legge, ce l'ha ancora tra l'altro, adesso sarà ridotto dai 2 commissari che il presidente dell'autorità anticorruzione Cantone ha messo ai vertici del consorzio, avevano un 12%, come si dice, garantito. Si chiamava oneri del concessionario. In un'opera da 5 miliardi, fatevi 2 conti, certo, sono circa 600 milioni di euro. Questi soldi non sono frutto di malaffare o di evasione fiscale, come ha accertato adesso la magistratura, sono soldi a disposizione di una macchina che li deve spendere extra opere, cioè non per fare le opere giuste o sbagliate che siano, ma per fare altro. Quindi per fare convegni di studio, invitare appunto magistrati della Corte dei Conti, giornalisti, esperti, professori da tutto il mondo, fare pubblicazioni, pagare consulenze. E ripeto, questo non è un illecito, no? Questo è previsto dalla legge, però tutto questo ha creato una macchina del consenso, per cui era molto difficile non soltanto dire ma questa cosa forse si può fare in un altro modo. Ricordiamoci che tutti i tentativi di modificare il progetto, non di abbandonarlo, di modificarlo, sono stati sempre bocciati e a volte nemmeno discussi, ripeto, poi lo spiegheranno gli ingegneri nei termini tecnici. Ma questo è un problema grande, perché oltre ad essere un problema che crea possibili illeciti, come poi abbiamo visto è successo, crea innanzitutto un aumento dei costi, una mancanza di concorrenza, una mancanza di alternative, perché magari invece del Mose si poteva fare qualcos'altro e salvare Venezia lo stesso, ma al momento attuale non lo sappiamo, no? Quindi crea tutte queste cose che sono andate avanti quasi indisturbate fino a un certo punto. Volevo solo dire una cosa poi. Tutto questo, o quasi tutto questo, di cui oggi parliamo, era scritto in parecchie relazioni di qualche magistrato coraggioso della Corte dei Conti, ad esempio. C'è un signore che il procuratore forse l'avrà incontrato nelle sue indagini, che si chiama Antonio Mezzera, che 7-8 anni fa ha fatto un dossier, un'ordinanza in cui alcune cose le diceva già. Diceva che i costi erano lievitati perché non c'era la concorrenza, diceva che quel dossier non solo è rimasto lettera morta, ma è stato tenuto nei cassetti a Roma per parecchi mesi prima di essere pubblicato con qualche sforbiciata. Ecco, voglio dire, il problema del controllo va al di là dei leciti o degli illeciti. Il controllo ci dovrebbe essere sempre. Avendo creato, ripeto, una concessione unica che i controlli se li faceva in casa, insomma il rischio era già evidente fin dall'inizio. Lei ha parlato di alternative al Mose, e con noi questa sera abbiamo chi ha proposto un'alternativa al Mose, forse la più plausibile, forse sicuramente sembra sostenibile, costava molto meno, forse migliore. Con noi l'ingegner Di Tella, dopo la pubblicità parliamo con l'ingegner Di Tella.